Bene, questo regalo è per tutti e due. Dovete giocarci insieme senza litigare e dargli tutto il vostro amore. E che sarà mai? Un cane. Ma no! Guarda un po'! Apri, apri! Apri! È vecchietto! Oh! Non ha capito! Ma legge a Michele stavolta! Ma legge! Fermi! Dai! Questo è Babbo Natale, ha portato questo! Oh! Metti il cappello. Metti il cappello! Vi è piaciuto il regalo? Ora vi dico una cosa, come tutti i migliori cani, anche il vostro ha bisogno di cure e di essere coccolato. Ora potete aprire il secondo regalo. Dentro ci sarà un altro regalo! Questo è uno scherzo, allora, senti? Gli servono le cure a questo cane? Piano! Allora, a questo da papà gli dà le cure. Che gli dovete fare sto cane? Che gli dovete fare sto cane? Che gli serve? Questo gli serve per tenere davanti. Poi vanno lì. I pannolini per fare la pipì, se piscia del poi questo per mangiare. per me è finto. Sì, ma non è detto che è finto, Qua dentro ci stava sta lettera. Leggi, Veronica. Ma lui farà leggere. Mamma mia. Guarda, Già pensato Veronica. a piedi fazzoletti per donna pure. Camilla! Per Camilla, tutto per Camilla. Sì! Adesso leggi forte. Faccio Senti che Ascolta dice, senti che dice, ascolta, va. Michele. Leggi forte. Michele e Veronica, ma voi vivete a Terni, in via Mora di Bernardo 137. Sapete, ho mandato un guelfo. Un elfo, mi sono sbagliata a scriverlo. Babbo Natale l'ho dettato. Gliel'ho dettato a Babbo. Un elfo, Babbo Natale. Io ho letto a portare l'ultimo pacco, ma si è sbagliato un pochino. Se voi con calma, senza fretta, andate dalla signorina Bruna, lei vi darà il pacco che è per voi due, da parte di papà. Aspetta, guarda, ferma un attimo, ci vado io dopo perché non so se ci sta Bernardino che non si sente bene. Aspetta, fermi. Non finisce a leggere, non l'ho capito io, Leggi a Michele, si è capito, dai, l'ultima due righe, dai che non abbiamo capito bene. Un bacio grande, Babbo Natale. No, questo sì, ma questo, la signora, Se ho capito se bene, vuoi, ma con calma. calma. Con calma, senza fretta, andate dalla signora Bruna. Lei vi darà il pacco che è per voi Mentre un po' aspetta, questo da parte di papà, e mamma. è vero questo pacco, sarà il proseguimento. Ecco! Per Camilla, Anna Pia Camilla. Guarda Pia Camilla. È uno scherzo, Perché Susanna ha deciso da regalare per Camilla, allora va dato tutto male. È uno scherzo, però. Eccolo da lì! Vedi un po' se Camilla, vedi un po' se Camilla. È Camilla perché la borsa è bianca. È vero, è da femmina. Che? Aspetta! Che la spalla.
Questa è la copertina sua, guarda. È Camilla, ma questo è vostro. Ci piace? Ma è la vostra, Michele, la tua è nuovo. È femmina, è barboncina. Guarda come si chiama. Dalla pure a lui, ma falla pure toccare a lui, che è pure la tua. Cioè, dai, che cosa Camilla. Guardate che fa scrivere. Questo lo legge. Questo è in complicità con Susanna. Susanna aveva preso questo biglietto. Guarda, un regalo, 2 regali, 3 regali. E qua alla fine che avete aperto? Milli. Leggete che vi dice. Allora ve lo leggo io. Per Veronica e Michele. Ciao, mi chiamo Milli e sono una cucciola di barboncina. Ho 3 mesi e sono piccolina. Sono la vostra amica, compagna di giochi e di studi. Per tutti e 2. Allora fammi i compiti miei. E spero Troppo forte tanto questa è bene, troppo forte. come io lo voglio a voi. A volte i sogni si avverano. Una dolce leccatina da Adesso vado a prendere Camilla adesso. Senti, Guarda che ti fa. dice una cosa, mamma. Da quando è nata, dopo 10 giorni, Mamma, io la lo sapevo che dovevo prendere. Sono 3 mesi che te la sto aspettando. Per tutti e 2, certo che per tutti e 2. Quindi tutto quello che ci avete è per lei. Capite quella cosa là dentro? Però l'unica cosa che mi chiede che fai con me. Fammela fammeli come allora, un'amica dei studi, fammela. Michele, sei contenta? Mi sono scordata lo fiocco.